della baby gang che ha aggredito 3 coppie a Venezia, l'assessore alla sicurezza, comportamenti oltre la bravata, il patriarca, la vita non è un videogioco. Serve una condanna esemplare, dura presa di posizione del sindacato di polizia FSP dopo lo scoreggio al cippo in onore dell'agente Lipiello, morto in servizio. Una studentessa francese di 12 anni in gita a Venezia si lancia dalla finestra dell'hotel dopo che il professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe, ricoverata, non è grave. L'inchiesta sui fondi neri alimentati dalle aziende del nord-est, oltre 100, ma c'è chi afferma più di 200 i nomi eccellenti dell'imprenditoria veneta. Blitz dei carabinieri nel centro storico veneziano, denunciati 5 scatolettisti, sequestrato il materiale da gioco. Le battaglie cittadine continuano a dare i loro frutti. Nel parco di Viattore Belfredo a Mestre sono finalmente arrivati i nuovi giochi per bambini. Sport, basket, l'Umana Reyer si prepara ad affrontare Cantù al Palasport Taliercio, il coach Oro Granata, sarà una partita difficile, tante le assenze. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. È stato diffuso in rete il video della baby gang che ha aggredito 3 coppie a Venezia. Le immagini sono davvero scioccanti. L'assessore alla sicurezza D'Este, questi comportamenti vanno ben oltre la bravata, ma vediamo. Si sentono grida, parolacce, pianti disperati nel video che sta facendo il giro del web e che vede i membri della baby gang protagonisti dell'ultimo episodio avvenuto a 2 passi dal ponte di Rialto quando sono state aggredite 3 coppie di fidanzati. Ora il poliziotto! Ma tranquillo, ero lì con la bottiglia in mano. Non è capace di... Il cerchio su questi violenti giovanissimi si sta chiudendo. I fatti stanno degenerando. Su questo però vogliamo dire alla gente, come già ribadito in altre occasioni, ai mezzi di informazione, che ci stiamo lavorando e assieme a noi, alla Polizia Locale, ci sono le altre forze di polizia, c'è l'autorità preposta, compresa la Procura, Prefettura, e in questo senso contiamo di poter chiudere il cerchio decisamente a breve, anche delle prossime ore forse. Si sono compiuti degli atti che rientrano non più in quelle che possono essere sciocchezze che riguardano le solite scorribande, ma dei reati che hanno un profilo penalistico e che quindi prevedono delle misure molto più importanti, molto più incisive, e quello che ci auguriamo, dato l'evolversi delle situazioni, e anche dato il fatto che insomma questi ragazzi non possono e non devono pensare di rimanere impuniti per quello che fanno. Nel video si vedono poi passare alcune persone, ma all'apparenza nessuno sembra fare nulla. Mi auguro che queste persone che hanno assistito a questi eventi decisamente fastidiosi, raccapriccianti, insomma, chi più ne ha più ne metta, abbia avuto quantomeno il buon senso di interpellare immediatamente le forze dell'ordine. Ed anche il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, interviene sul fenomeno delle baby gang rivolgendosi direttamente ai ragazzi. La vita non è come stare di fronte a un videogame. Dopo aver distrutto tutto, non si inizia di nuovo a giocare. Sono queste le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, intervenuto, come il prefetto e il sindaco della città lagunare, sul fenomeno delle baby gang che nei giorni scorsi hanno terrorizzato Venezia e Mestre. Un fenomeno che interpella la nostra società, che non può mettere in questione solo questi ragazzi che obiettivamente hanno sbagliato. La tematica deve essere portata a livello educativo. Il patriarca chiede una riflessione a 360 gradi. Capire soprattutto quali soggetti della filiera educativa sono venuti meno. Io penso che un dialogo fermo con i genitori sia importante. Mi pare anche che alcuni di questi ragazzi siano molto vicini alla maggiore età, quindi la cosa preoccupa particolarmente. Il fenomeno, secondo Moraglia,
non deve essere affatto sottovalutato. E non possiamo qualificare questi comportamenti semplicemente come degli errori di bambini o ragazzate. Quindi credo che la nostra società debba interpellarsi sul concetto di libertà. Ancora il patriarca. Credo anche che dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, ma dobbiamo soprattutto, innanzitutto, prima di tutto, responsabilizzarli. A Venezia il tragico gesto di una dodicenne dopo il sequestro del cellulare da parte del professore. La giovane era in gita a Venezia con tutta la classe, la ragazzina si è lanciata dalla finestra dell'albergo. È viva per miracolo, sentiamo. È ricoverata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Una ragazzina francese di appena 12 anni, in gita a Venezia con la scuola, si è lanciata dal primo piano dell'albergo nel quale alloggiava, dopo che il professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto nelle camere. L'episodio risale a giovedì scorso, ma è stato reso noto solo ora dai carabinieri. I genitori sono arrivati a Venezia dalla Francia per assistere la figlia, che sarà presto sentita dagli investigatori. Secondo la testimonianza delle due compagne di stanza, la studentessa, che pare abbia problemi di instabilità emotiva, dopo il rimprovero del docente, un dialogo concitato e il ritiro del cellulare, si sarebbe chiusa in bagno aprendo la finestra e lanciandosi nel vuoto, un gesto che poteva avere un epilogo tragico, proprio nella giornata in cui Papa Francesco, ricevendo in udienza agli studenti di un liceo classico della capitale, aveva invitato i giovani a liberarsi dalla dipendenza del telefonino. Il pontefice ha definito il cellulare una droga, esortando i ragazzi a non avere paura del silenzio. Vandali in azione a Mestre, è stato distrutto a mazzate il cippo in onore dell'agente Lippiello, morto in servizio. Un gesto codardo ad opera di vigliacchi che non hanno il coraggio di affrontarci a questo punto, perché solo dei vigliacchi se la prendano con un monumento eretto in memoria di un collega che ha dato la propria vita per il servizio, per servire la patria. La rabbia è tanta all'indomani del gesto riprovevole opera di ignoti al momento, che hanno volutamente distrutto a colpi di mazza il cippo che si trova ai piedi dello svincolo Castellana lungo la tangenziale di Mestre, in onore del sovrintendente di polizia Antonio Lippiello, morto nel 2000 dopo essere stato speronato da due trafficanti poi condannati durante un inseguimento notturno. Un gesto deliberato, uno sfregio alla memoria di un agente in servizio. Non avevano nemmeno la forza di alzare la mazza, ecco, e l'hanno trascinata lungo la terra. Dovrebbero pagare di tasca loro, ecco, questo monumento affinché venga ripristinato come era stato fatto al tempo, ovviamente. E dopo una condanna esemplare, perché ripeto, la consideriamo, quello che è stato fatto lo consideriamo come aversela preso con una persona indifesa. Ecco, e Totò Lippiello in questo è stato ferito, sono stati feriti i familiari e sono stati feriti tutti i poliziotti della provincia di Venezia. Continuano ad ampio raggio le ricerche di Alex Gerolin, il 22enne di Portogruaro svanito nel nulla da ormai 2 giorni. Ieri è stata trovata la sua auto in Brussa, una Lancia Y rossa, ma di lui non c'è traccia. Alex è magro, lo vedete nella fotografia, con capelli corti e biondi. Chi lo dovesse vedere e riconoscere è pregato di mettersi in contatto con i carabinieri. Ed ora l'inchiesta sui fondi neri alimentati dalle aziende del nord-est, sarebbero oltre 100 i nomi della lista finita nelle mani della Procura di Venezia. La vicenda Mose non finisce mai di stupire. Il commento pare sia di uno degli investigatori che dal 2014 stanno portando alla luce l'intera vicenda di tangenti legate ai cantieri più grandi e più esosi d'Europa. E come tutte le inchieste, quando inizi a scavare emergono altri filoni di indagine, che nello specifico è una vera e propria organizzazione per la gestione del nero del nord-est. Perché da qualche settimana è il mondo imprenditoriale veneto e non solo sotto esame della Guardia di Finanza. 100-200 nomi, più o meno noti tra i capitani d'azienda, fanno parte di una lista di evasori fiscali per importi davvero importanti. E tutto con al centro una vera e propria macchina dell'esportazione valutaria verso la Svizzera e da lì nei vari paradisi fiscali sparsi in tutto il mondo. I riferimenti individuati dai finanzieri portano a Padova dal commercialista Paolo Venuti, uomo di fiducia di Giancarlo Galan, ex Doge Veneto, che ha patteggiato per le tangenti Mose.
Fiamme gialle che arrivano qui proprio sulla scia del denaro intascato e che qui incrociano altri 3 nomi, quelli dei commercialisti Penso e di Filippo Manfredi Sammartino di San Germano d'Agilé, intermediario finanziario svizzero. Ed è qui che salta fuori la lista degli evasori, molti dei quali, va detto, hanno successivamente utilizzato lo scudo fiscale per far rientrare il denaro. Niente proventi di droga o armi, solo nero in tagli da 50 e 100.000 euro che partivano con corrieri da Dolo o Scorzè per poi rimbalzare in conti correnti o altre piattaforme finanziarie in tutto il mondo. Denaro che poi finiva in investimenti immobiliari a Dubai o aziende in Romania. Milioni e milioni di euro, in parte anche bruciati in aziende poi fallite e dissolte nel nulla, in quel rischio d'azienda che gli imprenditori veneti conoscono molto bene. E Galan? Lui avrebbe avuto memoria solo per il conto da 1,5 milioni di euro di tangenti Mose, che i finanzieri ritengono finiti nel conto di Veneto Banca, con la K perché è croata. Tutti macedoni e 2 croati, tutti scatolettisti, tutti all'opera sul ponte degli Scalzi a Venezia. In 5 sono stati fermati e denunciati a piede libero per gioco d'azzardo dai carabinieri. Fondamentali ancora una volta le segnalazioni dei cittadini al 112. I 5 fermati avevano con loro svariate centinaia di euro ritenuti il frutto delle scommesse truffaldine in corso e immediatamente sequestrati insieme all'attrezzatura che era loro necessaria per il gioco d'azzardo. E 2 pregiudicati, un romeno 39enne ed un veneziano di 27 anni, sono stati arrestati ieri sera nell'ambito di una serie di controlli della polizia nelle zone calde di Mestre, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria. Oltre 60 agenti hanno passato al setaccio tutta la zona, via Piave, Corso del Popolo, piazzale Donatori di Sangue e le strade limitrofe. In totale sono state controllate 330 persone, di cui 99 pregiudicate e 16 esercizi pubblici. 2 gli arresti, un 39enne sorpreso all'interno di una sala slot che deve scontare 8 mesi e 16 giorni di carcere per furto, ed un 27enne che ha una condanna di 2 mesi e 27 giorni. Visita in Veneto per il Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. Il settore nella nostra regione è in salute, ma ci sono alcune criticità da affrontare e risolvere. Sentiamo. Lo chiamano Italian Sounding, tradotto letteralmente suonare italiano, ed è uno dei peggiori nemici della nostra agricoltura e non solo. Il nome potrà sembrare nuovo a qualcuno, il trucco è piuttosto vecchio: utilizzare per la vendita di prodotti alimentari nomi e immagini, colori e marchi che evocano l'Italia, che fanno passare per italiano ciò che è solo un'imitazione, un fenomeno diffuso in Europa come in America o in Australia, un danno per i prodotti anche veneti destinati all'export. L'Italian Sounding vale 100 miliardi di euro in giro per il mondo. Noi stiamo facendo una guerra senza quartiere sull'Italian Sounding. Abbiamo il CQRF, che è un dipartimento del Ministero che sta lavorando solo sulla valorizzazione e soprattutto sulla tutela dei marchi made in Italy. Stiamo impiantando alcune sedi di CQRF proprio nell'est Europa per andare a combattere i nostri nemici a casa loro. L'agricoltore è una figura imprenditoriale sempre più moderna e l'agricoltura un comparto in continua evoluzione in cui le nuove tecnologie giocano un ruolo fondamentale. Non basta combattere l'Italian Sounding. Se io tolgo un prodotto contraffatto devo arrivare con un prodotto originale, quindi alla lotta alla contraffazione c'è anche la promozione. Se la contraffazione rappresenta un concorrente quasi storico per le nostre esportazioni, c'è un'altra emergenza immediata da fronteggiare in casa, quella di una stagione agricola con pochissima pioggia, tutta poi condensata in giornate di intense precipitazioni. Il governo per la prima volta nella storia della Repubblica ha messo sul tavolo 1 miliardo di euro per le infrastrutture idriche. Riteniamo che bisogna costruirne di nuove, rinnovare quelle che ci sono, fare manutenzione e di conseguenza l'ultimo decreto che ho firmato è stato proprio settimana scorsa, sono altri 147 milioni di euro, fondi che arrivano anche tanto al Veneto perché ha una buona capacità progettuale e quindi permetterà al mondo agricolo anche di poter avere delle risposte. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi.
TG di Venezia, rieccoci nuovamente in studio, siamo ora alla politica con la pagina dedicata alle elezioni amministrative, si vota anche a Cona dove il candidato sindaco in quota Lega è Alessandro Aggio. Mai le elezioni amministrative di Cona avevano destato l'interesse politico e mediatico che si respira oggi. Negli ultimi 5 anni questo comune di quasi 3.000 abitanti è salito più volte alla ribalta della cronaca per aver ospitato l'hub migranti più grande del Veneto. Alessandro Aggio si candida in quota Lega per voltare pagina. Cona in questi ultimi anni ha più dato che ricevuto, anche in termini ovviamente della problematica dell'hub. Di conseguenza la Lega vuole approfittare di questo momento di notorietà del Comune per poter rispondere alle istanze del Comune, farle sentire alle vertici istituzionali Lega in Regione e adesso al Governo. Di conseguenza il mio sarà un lavoro di tramite con queste istituzioni per risolvere e cercare nel limite del possibile chiaramente le problematiche della cittadinanza. 37 anni, laureato in giurisprudenza, già consigliere comunale di Padova, membro del direttivo provinciale della Lega. Per Aggio, archiviata l'emergenza profughi, a Cona si devono risolvere anche altri problemi. È un comune che sta andando via via a spopolarsi. Siamo scesi sotto i 3.000 abitanti, di conseguenza noi lavoreremo su incrementare e migliorare i servizi per le famiglie e per il cittadino. Ascoltare gli imprenditori agricoli, che qui ovviamente è una grossa fetta dell'economia della comunità. Abbiamo voluto portare qui il nostro Ministro dell'Agricoltura, Centinaio, per parlare ai cittadini e alle aziende di Cona di progetti di futuro e di lavoro. Quindi un passaggio importante dalla cronaca nera per una situazione disastrosa con gli immigrati a parlare finalmente di aziende, di futuro, lavoro, giovani e sviluppo con un candidato sindaco giovane, preparato, del territorio che risponderà a questa esigenza nei prossimi 5 anni. Non solo la visita del ministro Centinaio, sono diversi gli esponenti della Lega presenti a Cona, diventata uno dei simboli di questa tornata elettorale. Mettiamo in campo un ragazzo preparato, giovane, con esperienza amministrativa, Aggio Alessandro, supportato da altre liste, e credo che a Cona noi ce la facciamo, siamo pronti, ma più di tutti è pronto il sindaco con la sua squadra. A Mestre ora le battaglie dei cittadini continuano a dare i loro frutti. Nel parco di via Torre Belfredo sono arrivati i giochi per i bimbi. Gli sbandati non ci sono più e oggi il parco mestrino di via Torre Belfredo è meta di giovani, famiglie e soprattutto bambini che fino a qualche tempo fa non potevano usufruire dei giochi perché sporchi, rotti e pieni di parolacce. Grazie alle battaglie cittadine e alle iniziative messe in campo per rivitalizzarlo anche da parte dell'amministrazione comunale, ora il parco ha cambiato look e c'è un'altra novità. Questo parco che noi abbiamo sempre considerato un gioiello nel centro di Mestre, ultimamente è stato veramente coccolato, nel senso che sul nostro impulso sono stati sostituiti i giochi per i bambini. I giochi erano molto datati, avevano circa una ventina d'anni ed erano veramente presi veramente molto male, e adesso sono stati sostituiti con dei giochi veramente molto più innovativi, molto più aperti, in maniera che così le persone vengono viste, ed è stato fatto proprio un lavoro certosino proprio su questo parco. È stata ripulita anche la fontana, è stata ripristinata appunto l'impianto idrico. La speranza è quella di non vedere più malintenzionati aggirarsi nel parco dove quotidianamente sono presenti bambini. Una riqualificazione appunto di questi parchi, questo come quello di Villa Aquarini per esempio, che è stato fatto proprio un restyling veramente di sana pianta, è proprio un risultato molto buono proprio tra pubblico e privato. Noi come pubblico, come privati scusate, abbiamo dato l'impulso del territorio, come erano le condizioni appunto di questi parchi, il pubblico ha dato appunto la manforte di pulirlo, di restaurarlo e di renderlo usufruibile per tutta la cittadinanza, soprattutto per i bambini, perché io penso che i parchi siano stati creati soprattutto per i bambini. Ed ora lo sport con il basket, la Reyer si prepara ad affrontare Cantù, l'analisi di coach De Raffaele. Arriva una squadra che direi che una volta risolti i problemi o comunque una volta sistemate quelle che erano le preoccupazioni più impellenti, ha trovato un equilibrio in campo che l'ha portata ad avere una striscia importante, se non mi sbaglio è arrivata fino a 6 vittorie consecutive, se non 7, comunque a essere in piena corsa per i playoff con tanta qualità all'interno della squadra, dove certamente
gli americani la fanno da padrone. Domenica al Palasport a Liercio l'Umana Reyer sfiderà Cantù, squadra che ultimamente ha dimostrato di aver trovato un suo equilibrio. Per gli orogranata non sarà semplice, viste le numerose assenze. Noi dobbiamo fare una partita consistente per limitare quell'uno contro uno, perché comunque è una squadra che ha tanto talento nell'uno contro uno, anche se per noi devo dire che è stata una settimana, che è una settimana molto difficile a qualità di lavoro, molto difficile per tanti assenti, perché purtroppo Giulia non si è mai allenato, Kennedy non si è mai allenato tutta la settimana, speriamo di vederlo oggi per un'influenza, stessa cosa Day, si è fermato da ieri per un'influenza, Bramos ha preso un colpo a un ginocchio, oggi deve fare una risonanza, quindi abbiamo una situazione un po' difficile, direi abbastanza difficile, e faremo la conta domenica mattina, perché è naturale che qualcuno contiamo di recuperarlo, perlomeno gli influenzati, però saranno senza nessun tipo di lavoro. Quello che mi preoccupa di più è certamente Kennedy, perché è rimasto ai 3 allenamenti che ha fatto la settimana scorsa, quindi e poi naturalmente la Julian. Si parte alle 17. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre in chiusura del TG un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La seconda domenica di aprile sarà caratterizzata ancora dal maltempo, insomma la pioggia ci terrà compagnia per tutta la giornata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma via via più frequenti, un po' ovunque, localmente alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime decisamente più fresche, oscillanti invece tra 9 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata risulterà perturbata sin dal mattino con precipitazioni sparse, tuttavia meno probabili sulle pianure, più frequenti invece sui monti. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge frequenti e localmente anche intense. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.